Ciao ragazzi, purtroppo forse prima o poi dovrà succedere. Come vedete non mi trovo in camion ma sul furgone, sì, perché dopo tutto quello che ho dato l'azienda ha voluto declassarmi e portarmi qui sul furgone. Comunque no, sto scherzando. Dato che sto trasportando 330 kg o quello che è, non conviene andare via con la motrice e quindi andiamo via col daily. Facciamo il primo scarico a Quarto d'Altino e poi un altro a Marcon. Dopo basta, dopo finito. Andiamo a casa. Andiamo via, si parte. Sporo anche Marceco. Che coglione. Mi raccomando che se ti interessa il mondo del camion, sei un camionista o vuoi diventarlo, seguimi e guarda questo video fino alla fine che ti porto con me in questo viaggio col furgone. Dai, va avanti. Guarda che so col furgone, non so in camion. Dai, andiamo. Quanto bello è sorpassare col furgone, Dio. Cos'è che è caduto dall'altra parte, Dio? Andiamo piano. Ragazzi, se no va via dritta qua, va via dritta, sì. È arrivata l'ora del Kinder Bueno. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Comunque, per chi non sapesse, io trasporto pesce di tutti i tipi: orate, branzini, capesante, folpi, seppe, calamari, totani, cefali, che poi c'ho soldi se sievali, e tanto altro ancora, se no il video dura 2 ore. Volevo fare la persona seria in questo video, però non riesco. Sarà che sono sul furgone, non so. Giuro sarà il quarto semaforo rosso che trovo. Ma dove sei il tachigrafo? Dove sei? Dove sei il tachigrafo? Dio. Ma mi sento frantipasso però, sono sincero. Uscita Quarto d'Altino, che siamo. Speriamo ragazzi di non trovare dei furgoni o camion davanti a me. Con la sfiga che ho sono sicuro che qualcosa andrà storto. No. E vabbè. E adesso? Sboro 1, 2, 3, 4 camion davanti. Non ho mica tanto voglia di aspettarmi, però. Vabbè ragazzi, adesso vado a vedere un attimo la situazione qual è. Vediamo se devo aspettare tanto oppure no.